Domenica 18 maggio si sono svolte le finali del campionato provinciale FIPA Padova Under 17 maschile intitolato a Enrico Zamengo. Al Palaspiller di Padova, il Tecnodome CDS Campodarsego ha superato il Sil Volley per 3-1. Una storica vittoria per il Campodarsego, che dopo infiniti tentativi negli ultimi anni è riuscita a coronare il sogno di vincere un titolo giovanile. Penso che sia il coronamento a un campionato che i ragazzi hanno disputato in maniera eccellente. Sono stati bravi anche perché non siamo stati scevri da problemi e anche importanti. Ne siamo usciti e ne siamo usciti bene. Abbiamo dovuto lottare moltissimo contro il Sil Volley, la squadra di coach Zanatta, che ha dimostrato una grinta che non ci aspettavamo, infatti ci ha messo sotto per un set. È stato un bello spettacolo per la pallavolo, sicuramente una partita combattuta tra due squadre brave, forti, che hanno voglia di vincere, voglia di giocare, e alla fine ha vinto la squadra che ha fatto meno errori, secondo il mio punto di vista. Entrambi abbiamo giocato bene, abbiamo dimostrato un bel gioco, alti e bassi da una parte e dall'altra, infatti non c'è stato un 3-0 secco ma un 3-1, quindi una bella partita. Anche Sil Volley è veramente una bella squadra che ha ampi margini di crescita. Noi quest'anno abbiamo avuto alti e bassi, abbiamo avuto gravi problemi, poi ci siamo ripresi, siamo finiti nell'interprovinciale e ce lo siamo giocati, abbiamo fatto un bel campionato e finalmente siamo riusciti a prendere il primo posto. Diciamo che questa è stata una gara molto combattuta sia dall'inizio, ma dopo si è ristabilito un po' di equilibrio all'interno della gara, perché nel primo set ci sono stati diversi errori da parte del Sil Volley e nel terzo abbiamo ridato gli stessi errori con parziale simile. E dopo l'ultimo set abbiamo giocato una gran pallavolo e infatti il parziale di 25-10 ha dimostrato un gran gioco e il grande impegno che abbiamo usato quest'anno. No, un filo di rammarico c'è perché comunque la posta in gioco era alta, era una finale, quindi un pizzico di delusione alla fine ci sta. Però sono contento dei miei ragazzi, sono contento di quello che ho visto in campo oggi e di tutta l'annata come è andata. Abbiamo lavorato parecchio da settembre ad oggi per arrivare a queste finali del campionato. Ci abbiamo messo del nostro, ci siamo impegnati, abbiamo migliorato su quelli che erano i nostri limiti, abbiamo sbattuto la testa un sacco di volte, però non ci siamo mai abbattuti, siamo stati là, allenamento dopo allenamento, ci siamo aiutati, abbiamo fatto un grandissimo gruppo, abbiamo giocato veramente da squadra, sia in allenamento che in partita e si sono visti i risultati. No, potevamo fare sicuramente meglio. Sì, c'è come ha detto l'allenatore un po' di rammarico perché potevamo fare di più e la partita non è stata giocata come volevamo. Nella palestra Barion dell'Arcella, la finale per il terzo e quarto posto ha visto il Valsugana Volley battere il Volley Eagles Vergati dopo una combattutissima partita terminata per 3-2. La partita ha visto il susseguirsi di molti errori, forse dovuti all'emozione della posta in gioco. Lavorare sempre molto, ce n'è bisogno. Sono soddisfatto perché questo gruppo arriva da un'annata un po' difficile, nel senso che avevamo 8 elementi ai quali abbiamo aggregato degli under 15 e non è stato facile. Arrivare a questo risultato vuol dire che il gruppo in questi 4 mesi con me, perché ce li ho da 4 mesi, sono riusciti a amalgamarsi in maniera abbastanza buona e il risultato, insomma, spero si sia visto. Con le sue pecche, ma alla fine qualcosa si è visto, ecco. Il primo set è stato difficile comunque punto a punto, lo stesso tutti gli altri, vinto il primo, perso il primo, vinto il secondo, perso il terzo, vinto il quarto e vinto il quinto. È stata proprio una battaglia, non finiva più. E insomma dai, è andata abbastanza bene, nonostante l'anno è stato molto difficile, ragazzi che giocavano anche a pallavolo da 1 o 2 anni, eravamo veramente pochi che avevano esperienza veramente in campo, che giocavano da molto e quindi ho visto molto la crescita dei miei compagni. È stato bello perché comunque vedere la crescita è importante, cioè è la cosa più bella secondo me, oltre che vincere. Allora, diciamo che dal punto di vista così del gioco non sono soddisfatto, non è stato assolutamente rispettato quelle che sono le nostre capacità
e anche perché comunque durante il campionato, a parte l'unica partita contro il Campodarso, che poi giustamente ha vinto il torneo, abbiamo vinto tutto anche noi, e abbiamo peccato in queste 2 ultime gare, la semifinale e la finale, però se il campo ha deciso questo è giusto che arriviamo quarti come deve essere. Quest'ultima affermazione ci fa capire quanto nel volley si sappia ancora rispettare le squadre avversarie. Ciò costituisce il presupposto per poter continuare a far crescere i nostri ragazzi in un ambiente educato.